Quindi la sua famiglia è sempre stata qua? Sempre qua. E mi torni a dire come che si chiama? Mi chiama Angelo Dalcoi. E dopo da Bocci Zoghesi qua la sera fessita. Qua dove si qua, mi filò, se contesti le storie, se dove a bandiera, se Corea, se Di tu. tutte Dopo aver lavorato in quei campi, dice, lavorare giorno e notte perché era i bacchi da seta, le mucche, le vacche le aveva a comprare, vedete, e ora bisogna stare su tenere, se no moria. Era tanto lavoro. Tanto lavoro, Ma era anche più tranquillità, e più soddisfazione. Vi spostessi a piedi, in bicicletta? Le biciclette, mi ricordo che ne era una del Mesio qua. E una sera mia tutta su, e ho scontrato uno perché era scuro e ho storto tutte le canotte. E la mattina chi è che ancora è qua? Boh, mio nonno. Non erano biciclette. Era poche, Una per famiglia. Cavalli si usava anche cavalli. Cavalli, musetti. E la giornata tipica com'è? Si svegliessi a che ora la mattina? 5? Alle 5 era. Caffè a ciaro, Alle 5 ti avevi le bestie, poi dopo potevi andare da campo a segare l'erba. Così avanti. E avanti così, dopo mi sono mangiati un boccone. Poi era il tempo qua di cavaliere, se stai su a notte bisogna cambiare il letto a loro. Sì. Dove tenessi i cavalieri sul barco, sopra, sul tabbiato? In cucina. In cucina, In cucina, dopo sì, si metteva via il solaio, Sì. si metteva ora Che bello. a fare le gaette. Quindi dice che la vita del borgo qua è stata una bella vita. Allora era tranquilla, Tranquilla. Però non si viveva, ma si era signori stessi. C'era signori, vero? Signori di amicizia. Io mi sono sposato quasi 60 anni fa. Complimenti. E la camera dal matrimonio mi costa 150 lire. Non le vede nel 60, non vede 150 lire. Mi ha toccato firmare una cambiaia. Per comprare la camera. Per comprare la camera 150 euro, lire. Pensate. E quanti fiori hanno? Io ho 3 torri. 3 tose. 2 gemelli che le ha 59 anni e una che ne ha 55. E nevodi? E ne ho, sono anche bisnonno. Bisnonno. 4 nipoti e anche bisnonno di un bel fratello. Che 2 anni e bello. mezzo. Che spettacolo. Vieni a trovarli, Siamo tutte qua. Hai tutti qua, Ho fatto 3 appartamenti, li ho tutte qua. Qua vicino? No, qua. Proprio qua? Una là via e una più avanti. E mia moglie è qua. E la moglie è qua. E mi ha detto che lei è una signora qua che ha 94 anni, è vero? No. Non è vero? No, 94 anni no. Non è nessuno. Hai 87, 88 sì, ma no. Sì, no, ma un'altra signora qua che da vicino. No, non è altri. Non viene, sua moglie è la signora. Voi altri due siete i più anziani del borgo? Mi sono a 6 qua. Sono il più vecchio del borgo, perché gli altri sono andati via tutti o chi è morti. Sono restato me e i miei cugini che sono nati qua. Se no è tutta roba ereditata. Sì. Perché anche la moglie l'eredità, non lei è nascita qua. Sì, era qua vicino. Fontanette. Sì, qua hanno strada, insomma. In bicicletta? Bicicletta? Scendeva a trovarli. Allora ormai si viene a bicicletta. Ecco, sì. 60 anni che le sposato. 60 anni. Complimenti. Sì.